L'attacco all'Europarlamento sul presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, serafico e confermando la sua fama di incassatore, il Premier risponde con decisione e pacatamente. È stato il canto del cigno. Eppure quegli insulti hanno materializzato l'immagine di un'Italia accerchiata, isolata dagli alleati storici, nonostante il paradosso per il quale le parole più dure sono state pronunciate da Guy Verhofstadt, il leader liberale europeista belga che 2 anni fa aveva trattato a lungo un accordo con i 5 Stelle per farli entrare nel suo gruppo ALDE. Lo spettacolo di martedì ha mostrato quanto tempo politicamente sia passato da allora, ma anche soltanto da dicembre, quando Conte riuscì a concludere una mediazione difficile con le istituzioni europee, evitando una procedura di infrazione contro l'Italia a causa della sua manovra economica. Esito che peraltro sembrava quasi inevitabile.